cittadini di avere un accesso facile e possibilmente anche gradevole a quello che oggi è uno degli strumenti fondamentali di comunicazione tra l'amministrazione e la città. Pensate che già in questo momento noi abbiamo spesso 4-5.000 contatti e mai sotto i 2.000 contatti. E quindi vuol dire che migliaia di cittadini ogni giorno vogliono sapere che cosa succede in città. Lo facciamo innanzitutto con una grande attenzione al tema della trasparenza. Abbiamo fatto tutto questo a costo zero, con un server comunale, con tecniche comunali, con personale del comune, tutto gratuitamente. E ci sono tutte le informazioni facilmente accessibili oggi. E insieme con questo informazioni utili anche a chi vuole vivere la città, a uno straniero, a un turista, ma anche a un catanese che vuole sapere dove sono le farmacie aperte, qual è il programma delle festività natalizie, insomma uno strumento di dialogo con la città come è giusto che sia, per una città che ambisce a essere una delle città in Italia più attente a questa tematica. Oggi sono molto contento dei passi avanti che sono stati realizzati.